Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, continuiamo oggi con la raffica di problemi. A oltranza eravamo arrivati al problema 36, mi sembra che avessimo descritto la volta scorsa la soluzione di questo problema, che se non vado errato è donna H4, su Re 2, ora Re2, ora F1, donna F2, mentre su Re di 2 giochiamo, allora su donna H4, Re di 2, se giocassimo donna F2 potrebbe parare lo scacco per esempio con la donna, quindi se il Re andasse in D2 giochiamo lo scacco perpetuo in E3, il Re va in E2 e poi terminiamo la partita con donna F2 matto. Quindi scacco, alfiere 3, donna F2, checkmate. Ok, esercizio 37. Il nero muove e vince, suppongo. Allora, uno dei problemi principali del bianco è l'insicurezza del Re. Adesso vediamo, abbiamo 3 scacchi. 4 scacchi, però se diamo scacco di cavallo il re può muoversi e magari scappare in un altro settore della scacchiera. Se diamo scacco con la donna in E1 il re torna in F3, si centralizza. Su donna G5 idem. Donna E3 viene in mente che su donna E3 il re può andare solo in H4, allorché il cerchio si restringe, no? Potremmo giocare G5, dopo donna E3, re H4, G5, controlliamo questa casella, controlliamo H3 con la donna, controlliamo G4 con il cavallo, controlliamo H5 con il cavallo, la donna infine difende il pedone in G5, vinciamo la partita credo. Quindi donna H4 scacco e game over. Ok, qua abbiamo perso la torre. Vediamo come continua, probabilmente qua ci sarà un matto. Probabilmente potremmo giocare cavallo per F3 indebolendo l'arrocco. E su G per F3 dobbiamo decidere se giocare donna per F3 oppure alfiere H3. Entrambe le mosse potrebbero vincere. Quindi secondo me cavallo per F3 forzata, G per F3, allorché giocare donna per F3 o giocare alfiere H3. Forse alfiere H3 è meglio perché alfiere H3 minaccia due varianti, minaccia donna G6 e donna G2 e minaccia anche donna per F3 e donna G2, è meglio avere due reti di matto, no? Quindi giochiamo cavallo per F3. Ora alfiere H3 penso, no? In base al gioco che lui fa lui sceglieremo poi se giocare donna G6 o donna per F3. Alfiere H3, vediamo. Sì. Ora donna G6 non funziona più perché ha scelto una difesa contro donna G6 ma non una difesa contro donna per F3. Che potrebbe giocare E5 ma prendiamo la donna e bye bye. Donna per F3, game over. E qua, ok, alfiere C4, avevo visualizzato la posizione e non ho visto il pedone in F7, ho detto siamo morti per questa inchiodatura. Per fortuna il pedone in F7 esiste, la donna non è inchiodata. Allora, mosse da considerare qua. Mosse di donna e di 3. Allora, innanzitutto com'è il materiale? Il materiale... abbiamo una torre in più, innanzitutto. Non è male avere una torre in più. Non l'avevo visto, l'alfiere in H8 e un murato vivo, sì. Allora potremmo provare a giocare... Potremmo provare anche a giocare qualche semplificazione e cambiare i pezzi. Con donna F5 il problema sarebbero magari sacrifici o entrate. Un'altra idea potrebbe essere prendere in C4 e magari spingere il pedone per giocare di 3 immediatamente spingendo il pedone. Di 3 non mi dispiace, vediamo un attimo le continuazioni. Su donna F5 a questo punto la domanda potrebbe essere cosa fare se il bianco gioca alfiere per F7. Re per F7, torre 7 scacco, se il re tornasse indietro in G8 F7 matto, donna F5 è sbagliato, alfiere per, re per, torre 7 scacco, re per F7, alfiere G5 matto, la donna in F5 inchiodata. Questo sarebbe un tragico destino, perdere in questo modo sarebbe deprimente. Non è che forse dobbiamo cedere la donna, magari dobbiamo continuare con D3. Per esempio ne giochiamo D3
gioca alfiere per d5, suppongo. Dopo alfiere per d5 potremmo prendere, giocare l'intermedia di per e2 che minaccia di promuovere. Se giochiamo l'intermedia di per e2 bisognerebbe vedere alfiere per f7, re per f7, donna c7. Ma dopo re per f6 non vedo tutto questo attacco. In più dopo d3, alfiere per d5, anche se prendessimo qua di alfiere, la posizione non sarebbe affatto male. Un'altra idea potrebbe essere donna per c4, forse più semplice. Donna per c4, fallo per c4, alfiere a 6, inchiodando. Qua potrebbe giocare torre 1, in modo da rifarsi sul nostro cavallo. Ah, non lo so. Qua, non so, è un esercizio difensivo, non mi piacciono gli esercizi difensivi, perché preferisco, tutti preferiamo stare meglio. Chiesto donna per c4, fallo per c4, rivediamo alfiere a 6. Per esempio se qua giocasse torre 1, prendo in c4, non lo so. Se no d3, come dicevamo. d3, alfiere per c4, d per e2, alfiere per f7, re per f7, donna c7, non siamo pigri, re per f6, ora torre in f4 con scacco. A questo punto non vedo, abbiamo più materiale, no? Abbiamo più materiale, non dovrebbe succedere nulla. Per esempio diciamo che andiamo in e6, preferisco il nero, anche giocasse donna a 3 e prende in e2 abbiamo più materiale. Sì, sono convinto che d3 sia la soluzione. Vediamo d3, sì, corretto. d per e2 intermedia, speriamo, sì, corretto. Ora devo prendere mossa unica e vinciamo. Ok, questo esercizio era corretto. Ora il bianco ha giocato donna e 7. Andiamo a vedere la soluzione di questo esercizio. Allora, in questa posizione il bianco ha vari pedoni passati, se guadagnassimo solo la qualità non è abbastanza, ma noi giochiamo donna per f2, re per f2, alfiere h4 scacco, e poi guadagniamo la torre intera perché prendiamo in d7, e se lui prende in d7 perde e1, probabilmente anche con matto. Quindi donna per f2 è la mossa giusta che non guadagna solo la qualità, ma guadagna tale mossa nella mensionatura. Donna per, quindi. Alfiere h4, game over. Re f1. Ok, questo è un esercizio più semplice. Creiamo un tema di infilata. Giochiamo donna h1 scacco, re 2, torre per f2, re per f2, donna h2 con infilata. A volte i temi o li vedi o non li vedi. Donna h1, re 2, torre per f2. Vediamo. Donna h1, come ho detto, torre per f2, game over. Ok, questa posizione f5. Per una volta la difficoltà degli esercizi si sta abbassando perché qua abbiamo un tema di matto in 2. Per una volta ci sono molti pattern tipici facendo molti esercizi. Ok, cavallo h6, re f8, donna f6, qua bisognerebbe vincere. Ne proviamo a vedere. Cavallo h6. Questi temi o li vedi o non li vedi. Ok, qua il bianco gioca donna. Ok, lui donna f2, sembra che lui abbia un contrattacco molto potente. Forse qua il tema è il controscacco. Alfiere di 2 controscacco, lui cattura la torre, vediamo scacco in h6, re g8, donna h8 matto. Proviamo a vedere. Alfiere di 2 controscacco. Ok. In questa posizione il nero ha giocato cavallo per b3. Ora le mosse candidate sono tutte le prese in b3 e la presa in b6. Allora, queste posizioni con cavallo per b3, due pezzi per la torre, mi piacciono per il bianco. Penso che qua il bianco stia meglio. Però potrei anche prendere in b6 innanzitutto. Allora vediamo, se prendo in b6, cosa gioca lui se prendo in b6? Allora se prendo in b6 intermedia, diciamo che prendo in b6, se gioca donna per b6, lui può giocare cavallo per b3,
su alfiere per B6, donna per B6, cavallo per B3, anzi su alfiere per B6 prendo in C8, prima di tutto. Adesso su alfiere per B6 io potrei giocare cavallo per D2 scacco, ma gioco re C1 e dovremmo vincere perché su donna per prendiamo in C8 intermedia, re G7, re per D2 e dovremmo vincere, no? E giochiamo alfiere per B6, re C1 unica, o re A1, non voglio fare sciocchezze, no, re A1 perde, re A1 perde per torre 8, e qua giochiamo re C1, donna e 8, bisogna ancora pensare in questa posizione, non si può giocare semplicemente re per D2, prendendo un pezzo, perché sappiamo, no, un pezzo è un pezzo, se prendiamo il cavallo, come fa ad attaccare? Non può. Quindi qua giochiamo re per D2, dovremmo vincere. Sì. Ok, ora abbiamo questo finale. Come ho fatto? Siamo arrivati all'esercizio 45. Cioè questo è un finale dove secondo me è molto probabile che il nero debba portare il pedone in F2, perché in generale se si avvicinano i pedoni alla promozione è meglio. Quindi qua giochiamo F3 scacco. Ora lui non può lasciare l'alfiere, se perde l'alfiere perde la partita. E dopo F3, Re 1, F2, ora il Re deve andare in E2. Allora che cosa giochiamo? Potremmo giocare alfiere F3 scacco, Re per F3, Re per F1, A7, Re 1. Ah no, questa non funziona. Allora F3, Re 1, F2, Re 2. Ah, possiamo giocare alfiere G2, no? Semplicemente. E vinciamo. Quindi abbiamo detto F3, Re 1, F2, Re 2, alfiere G2, vinciamo. F3, Re 1, F2, Re 2 se no perde l'alfiere, alfiere G2, se gioca a 7 prendiamo G2, torniamo indietro, sì, questo era facile. F3, F2, alfiere G2, game over. Re per G2 promuoviamo prima, ora proviamo con scacco, una volta parato con scacco probabilmente si terminerà il problema, noi gli impediremo di promuovere, vinceremo, donna, e vinciamo. Ok, questa posizione, e ancora una volta uno o vede il tema di matto o non lo vede. In questo caso qua sappiamo il tema di matto. Il tema di matto è donna H3, donna H3 scacco, donna per G3. Se il re fosse tornato in H1 avremmo sconfitto con torre H6. Su donna G2 catturiamo la donna e vinciamo. Esercizio 47, ancora una volta questi esercizi si possono vedere velocemente se uno conosce il pattern tattico. Ora qua penso che il pattern potrebbe essere l'attacco di scoperta. Cosa giocare in questa posizione? Allora, recuperare allora, il materiale, a parte la donna in meno, dovrebbe essere pari. Potremmo giocare cavallo di 3, scacco, doppio scacco, re di 1, unica, torre E1, re C2, cavallo per B4, ora dovrà difendere la torre, giochiamo cavallo, ah no, cavallo di 3 non possiamo farla, possiamo giocare a 3. Allontanando il re guadagniamo la torre e la partita, quindi cavallo di 3, re C1, torre 1, re C2, cavallo per B4, re B2 a 3, game over. Cavallo di 3, tac, la donna è la donna, la torre è la torre, deviazione, vinciamo la partita. Siamo all'esercizio 48, qua ci hanno giocato cavallo e 7. Questo esercizio ha l'aria di essere molto molto difficile. No, non lo so, però sembrano difficili. In realtà non lo so perché non ho ancora visto bene la posizione. Bisognerebbe pensarci. Allora, cosa posso giocare qua? Allora, se gioco re G7 è la mossa più naturale. Perché dopo re G7 minaccio di vincere, no? Con qualche scoperta, spostare l'alfiere. Un'altra idea potrebbe essere catturare in 7. Bello per, donna per. Lui poi prende in H3, questo è il problema. Allora, il materiale è pari.
Abbiamo 3 pezzi, no? Abbiamo 3 pezzi leggeri, le 3 pezzi leggeri, 4 pedoni contro 4. Non so se conviene giocare torre per E7. Quello per E7, donna per E7, anche perché un'altra mossa che lui ha, oltre G per H3, potrebbe essere donna per D4, siamo inchiodati. Ma se gioco la semplice Re G7, cosa lui? Oh, non ditemi che Re F7 è la mossa, potrebbe essere anche Re F7. Però vediamo un attimo, Re F7, Re G7, G per H3, potrebbe essere il problema. Allorché potremmo giocare, non so, donna D7 e apparentemente abbiamo un attacco decisivo. Come fa a evitare donna per H3? Deve giocare Re G2, donna per H3, Re F3, G2, stacco. Sembra promettente, ma non ho ancora visto tutta la continuazione. Re G7, G per H3. Quindi vediamo donna D7 con la minaccia imparabile, almeno spero. Spero che la minaccia sia tale, ovvero imparabile. A questo punto potrebbe giocare anche, potrebbe tentare di difendersi con cavallo F4, su cavallo per F4, su cavallo F4, proprio per poter vincere con torre per H3, spero, no? Torre per H3, Re G2, qua dovremmo vincere anche con torre H2, e torre F2, torre per D2 no. Allora, Re G7 abbiamo detto. Re G7, G per H3, donna D7. A questo punto, cosa può giocare lui per parare donna H3? Con matto. Ma per questo è importante, come fa lui a difendersi qua? Cavallo F4, forse anche torre per E7 mi dà vantaggio. No, torre per E7 non posso perché torre in mezzo. Di cosa sto vedendo? Sto vedendo i fantasmi. Allora, in questa posizione, dopo cavallo F4, torre per H3 dovrebbe essere interessante. O torre, sì, torre per H3 potrebbe essere torre per H3, Re G2, perché se prendi in H3 diamo matto, torre H2, Re G3 e per F4 scacco, probabilmente questa è la chiave. Prendendo in F4 con scacco poi dovremmo vincere. Non riesco ancora a visualizzare bene la posizione, ma poi dopo lo si fa. Quindi Re G7, su Re G7 dovremmo vincere. Proviamo a vedere, Re G7, corretto. Ah, gioca alfiere 3. Ok, non mi aspettavo alfiere 3. Però su alfiere 3, tipo se guadagniamo un pezzo, cosa succede? Perché non va bene guadagnare un pezzo? Non so se ci sarà una differenza tra guadagnare il pezzo subito o giocare prima alfiere per. Allora adesso due scelte, alfiere per, torre per, alfiere F5. Allora se gioco alfiere per, torre per, alfiere F5, Re G1, alfiere per G6, cavallo per, apro la strada alla sua torre e alla sua donna, quindi intuitivamente questo alfiere è forte, è meglio lasciare il blocco, quindi secondo me la mossa dovrebbe essere alfiere F5 scacco subito. Proviamo a vedere, alfiere F5 scacco credo. Let's go. Sì, ora un pezzo, alfiere per G6. Abbiamo preso un pezzo senza pericoli. Adesso se non vado errato bisogna semplificare, no? Come si fa a non semplificare qui? E per D4? Allora, se l'esercizio fosse difficile sarebbe E per D4. Mi credo che la mossa sia donna per D4. Non è che ci stiano fregando qui. Potrebbe essere E per D. Ma in partita io vorrei giocare donna per D perché ho un pezzo in più. Come fa a fregarmi se gioco donna per D4? Ah, ecco. E per D. Esercizio corretto. Siamo all'esercizio 49. Per oggi ci fermiamo qui. La volta prossima proveremo ad arrivare all'esercizio 50. Sono esercizi anche difensivi molto interessanti. L'esercizio 49 e l'elo degli esercizi sta arrivando 2595. Ok, la volta prossima continueremo e vediamo un po'
come andrà. Adesso, tra l'altro, adesso man mano che gli esercizi diventano più difficili, non è solo un video di esibizione, no? È un video di allenamento molto realista, quindi se seguite il prossimo capitolo di questo video, potrete vedere come mi alleno perché per esempio fare questi esercizi, no? Cioè, penso che qualunque scacchista dovrebbe fare un'ora al giorno di tattica se ha tempo, no? Però, ok, non sempre uno riesce, nemmeno io, però l'ideale sarebbe quello, no? Le buone intenzioni sono allenare la tattica più che si può. Alla prossima!